Anche tu fai parte di un team sportivo e hai bisogno di un nuovo kit? Crea ora la tua identità insieme a Dinicri Sportswear. Avrai subito un 50% di sconto e il riassortimento a prezzo bloccato. Oltre 300 sono le società che si sono già affidate a noi. E tu cosa aspetti? Contattaci subito al 379 244 8537 o entra su dinicri.com. Buongiorno e ben trovati, nuovo appuntamento con Buongiorno 131, martedì 11 novembre e do sempre il benvenuto a Francesco, ben trovato Fra. Buongiorno a voi, mi sentite? Tutto bene? Benissimo, perfetto, ti vedo bello frizzante. Proprio Ferrarelle, guarda, proprio una roba... Guarda un po'. Guarda Fac, buon martedì, bel siparetto, ieri sera complimenti, molto interessante e divertente. Sì, siamo divertiti, dai. Dai, bella. Ci siamo divertiti. Facciamo entrare anche la punta centrale, in arrivo al Cagliari a gennaio. Ma ancora questa Eccolo punta centrale qua. è un terpino di fatica e di No, rottura. Io mi sto innervosendo con Luca Di Leonardo. Non ha ancora capito nulla. Io ho giocato male a pallone per tanti anni, gol realizzati vero. 3. Quindi voglio dire, abbiamo più o giocato meno insieme, avevo la media di campioncino. Zortea prima di arrivare al Cagliari, ecco, Esatto. è quella che anche poi esatto. Quindi voglio dire, io ero proprio uno che al fantacalcio non dovevi prendere, solo malus. Poi ogni tanto magari ti azzeccavo la partita 6,5, ma proprio non ero uno su cui puntare. È il classico 1 per riempire il reparto, perché comunque i titolari giocavo tutti. Il Cup Manners di 131. Sì. E Gianluca Bruno prima o poi mi capiterà sotto mano, però buongiorno anche a te Gianluca. E salutiamo anche Luca, ciao a tutti e complimenti per il Cagliari Social Arena, bello piccantino. E ieri avevamo... Sì, cosa avete fatto? Un'assassina, un aglio olio? Cosa vi siete fatti ieri? C'era Francesco. No, ma semplicemente Luca Di Leonardo ha messo peperoncino sulle sedie, quindi... ecco. Capito? Per rendere piccante il post diretta, soprattutto. Cioè, quello che sarebbe successo dopo, vabbè, comunque. Bene. Iniziamo. Oggi faremo una puntata divisa in tre parti. La prima parte parleremo della Torres, del cambio di allenatore, l'arrivo di Alfonso Greco. Arriverà poi Diablo alle 10:30 e poi l'ultima parte andremo a parlare di Fanta 131 e ci sono delle piccole note. Riapre il mercato, giusto? Adesso spoiler riapre il mercato. Ne ho un bisogno fotonico perché ho sbagliato ogni scelta possibile quest'anno. Come tutti, Ruby, come tutti. Lo dico già, lo dico per tutti. Oggi sono 10:07 dell'11 novembre, io mollerò Ken e diventerà di nuovo quel giocatore fondamentale che è stato fino adesso. Lo saluto, gli ho voluto bene, ho visto un paio di balletti anche l'altro giorno su Instagram, non gliela faccio più a tenerlo, poi gli auguro di fare 27 gol. Voluto bene. Secondo me secondo me no, però voglio dirlo. Non sei credibile se dice una cosa del genere, sappilo. 5 cambi, Marco. Perché... C'è una domanda per te. Salutiamo Sfumatori di Sardegna, una curiosità Purtroppo no, perché il prof, io l'ho sempre conosciuto fuori dall'università, perché il prof, quando io ho fatto l'università, insegnava in scienze politiche, ma io ho avuto la fortuna di beccare l'ultimo anno
del corso di giornalismo, che poi è sparito perché hanno capito che questo mestiere evidentemente si vede anche poi guardando in giro, non ci sono più regole, però ho fatto il corso in giornalismo al Magistero a Sassari, quindi il professore non insegnava lì all'epoca, quindi no, non l'ho mai avuto come professore, però ce l'ho come compagno di banco ogni volta che sono alla Dinamo, quindi mi diverto con lui, lo sto gustando adesso in questa fase da spettatore. Perfetto, perfetto. Roby, ti faccio subito una domanda, entriamo subito in tema Torres. Ti chiedo un po' qual è lo stato dell'arte, nel senso che c'è stato un cambio in panchina. L'arte rosso-blu. Diciamo che a Sassari l'arte l'abbiamo imparata e messa da parte, come si dice, con il modo di dire. No, beh, è stato dell'arte. Torna un allenatore, è tornato, ieri ha fatto il primo allenamento, un allenatore che credo che la frase giusta per Alfonso Greco, gli farò la battuta prima di iniziare, cioè, si torna sempre dove si è stati insultati bene, perché è fondamentale, no? Anche un po' scherzarci su. Oggi è uscita, mi divago come sempre, però poi arrivo al punto. Vada. Oggi è uscita l'intervista che abbiamo fatto venerdì su Sassari Today al sindaco Mascia. Siccome col sindaco è una persona molto di spirito e gli piace molto scherzare, l'altra volta quando l'ho intervistato abbiamo parlato di musica, questa volta abbiamo parlato di filosofia, lui è un professore universitario, un collega del professor Ceccaro, insegna filosofia, gli ho chiesto qual è la filosofia di Sassari come città e lui innanzitutto mi ha attaccato un pippotto perché è sbagliato dire che c'è la filosofia da professore, giustamente, certo. Un 50 minuti di spiegazione di filosofia. Poi mi ha detto, se devo dirti la famiglia filosofica a cui appartiene Sassari è una città post-esistenzialista, cioè vive sempre nel baratro tra il melodramma e la satira, cioè si autodistrugge e si autosalva con il proprio modo di... cioè si vede molto male allo specchio per se stessa, però poi si salva o ci prova, anche se non ci riesce fino in fondo, con l'autoironia. E credo che sia un bel quadro della Sassari città, che sta benissimo anche sulla Sassari ovviamente pallonara, perché poi il calcio riflette molto, no? Quella certo. Che è un po' la pancia della città. Quindi lo stato dell'arte è questo a Sassari. Ora è tornato questo melodramma, tutto sbagliato, tutto storto, si scherza anche sul melodramma, e la persona migliore per stemperare gli animi può essere solo Alfonso Greco, perché è uno che è fatto di un tessuto che ancora l'uomo non ha scoperto, impermeabile al 200%, tutto scivola addosso ed è il momento in cui bisogna essere bravi a farsi scivolare addosso un inizio di stagione molto complicato. Io credo che non sarà facile neanche per Greco, perché non è che tu cambi allenatore e con un colpo di spugna la squadra si rimette in sesto. Questa è una squadra che ha faticato tanto, è entrata in un loop, come abbiamo ripetuto più volte con Andrea in tutte le dirette fatte fino a qui. In teoria, sulla carta, a livello tecnico, non sarà uno squadrone, ma sicuramente non è la squadra da ultimo posto per rendimento, perché senza la penalità del Rimini, questo ha raccontato il campionato. Serviva un normalizzatore ed è arrivato un normalizzatore, tra l'altro un normalizzatore che conosce bene l'ambiente, che se dovesse perdere 2 partite si prenderà i fischioni, le colpe di tutti, ma andrà avanti, tirerà dritto, e quindi vediamo se ci riuscirà. Non sarà facile, poi ci saranno tante cose di cui parlare con lui questo pomeriggio alle 3:30, alle 3 anzi, perché l'ho anticipato, bravo, quando si presenterà alla stampa, si ripresenterà per la terza volta alla stampa. Allora, c'è Luca che dice: apprezzerei molto se Greco dicesse la sua su Atalanta Torres. Non che mi aspetti grandi rivelazioni, ma potrebbe normalizzare il trauma. Beh, sì, assolutamente, anche perché è andato via senza salutare, insomma, quella partita aveva aperto allo scenario del voltare pagina, che poi a volte voltare pagina è difficile, perché se trovi una pagina bianca devi scrivere, se non hai fantasia torni indietro e ti rileggi la favola che ti era piaciuta la notte prima. È un po' quello che è successo a Sassari. Sicuramente dovrà il mister un po' parlare e raccontare quello che è successo, ok, che ha portato a quel 7-1 e poi quello che è successo, la gestione dopo quel 7-1 che ha portato al suo addio, soprattutto perché, per dire, non è mai andato sotto la curva, non si è mai presentato in sala stampa dopo quella sconfitta, e sarà una domanda che io o i colleghi che ci saranno questo pomeriggio le porremo al tecnico. Detto questo, è anche vero che la vita a volte fa dei disegni imprevedibili. Personalmente non avrei mai pensato di rivedere Alfonso Greco sulla panchina della Torres,
e quindi ora Alfonso da qui a aprile, perché di fatto finisce prestissimo il campionato di Serie C, finisce all'ultimo weekend di aprile, non sono tanti mesi, sono 6 mesi, avrà 5 mesi, anzi, 6 mesi, perché alla fine siamo agli 11 di novembre. Sì. Il mister avrà l'occasione di cancellare quella pagina e scriverne un'altra. È una storia molto particolare, è incredibile come la Torres a Binsula si stia legando a doppio nodo sempre di più a un tecnico, cioè sembra che solo Alfonso Greco abbia capito quello che è il progetto rossoblu, e questo può essere anche un difetto e non solo un pregio. Ti faccio un'ultima domanda e poi lascio a Fra le domande. Ma Greco è ritornato alla Torres perché non ci sono state alternative o non è stata cercata l'alternativa? Ma no, io credo che l'alternativa un minimo sia stata cercata, anche perché non è che Pazienza, gestendo la squadra, abbia avuto una crisi lampo, cioè sai, quel mese in cui non ti gira niente e allora ti prende un po' alla sprovvista. Chiaro che se Pazienza avesse fatto benissimo, per dire, fino a metà ottobre, poi avesse iniziato un calo pericoloso, la società abbia ponderato un esonero, puoi essere più impreparato, ma di fatto Pazienza non vince non ha vinto dalla prima giornata, esatto, cioè fine agosto. Hai avuto 3 mesi per programmare il dopo Pazienza, con tutta la fiducia che è stata data, con tutto che la Torres non è una società di grandi esoneri, perché di fatto sulla panchina della Torres, da quando a Binsula ha preso la Torres, e sono 4 anni e mezzo, sono seduti 3 allenatori, cioè Greco, Sottili, Pazienza. Sono pochini per l'economia degli allenatori di questo periodo storico del calcio, in cui cambiare è più facile che ammettere di aver sbagliato. Quindi no, non è stato chiamato perché non ci fossero magari delle alternative. Io credo che l'alternativa giusta al momento economicamente era irraggiungibile, perché comunque con Alfonso Greco in panchina, cioè con Alfonso Greco a libro paga e con anche Pazienza a libro paga, prendere un terzo allenatore da 60, 70, 80 mila euro, e magari lo devi prendere più caro, perché poi se devi salvarti magari prendi un usato sicuro che ti chiede tanto a stagione in corso. Torres in questo momento non ce li ha da investire, anche perché manca un mese e mezzo al mercato, il budget è stato raggiunto e qualcosa però a gennaio bisognerà fare, quindi credo che la fiche verrà messa, no, purtroppo non la Fischnaller, ma solo la fiche verrà messa sul mercato di gennaio, ed è stato scelto Greco anche per quello, cioè per non andare poi a intaccare tutto il budget in aggiunta che magari puoi mettere e poi a gennaio però non puoi fare mercato, quindi credo che la strategia è stata questa. Perfetto. Fra? No, credo che il passaggio che faceva Roby sul 3 allenatori da quando c'è a Binsula la dice lunga, soprattutto su quanto bene abbia fatto Alfonso Greco, perché sì. il discorso poi, sì, il senso principale di questo aspetto è proprio quello, ed è veramente curioso come, vabbè, in questi anni noi poi ne abbiamo parlato tante volte, di come poi, insomma, tu critichi una cosa che ti sembra che non vada bene, quando poi in realtà la situazione reale parla di altro. Io ieri durante Aperitores ho fatto l'esempio del Cagliari di Massimo Rastelli, no? Perché Massimo Rastelli, quando si è seduto sulla panchina del Cagliari, soprattutto l'anno in Serie A, rischiò l'esonero in inverno, cioè sotto Natale fondamentalmente, poi si tirò fuori con una grande rimonta contro il Sassuolo. E rianalizzando oggi, a distanza di 10 anni più o meno, sì, 9 anni, quella stagione, cioè, tutti pensavano che quel Cagliari fosse un Cagliari che rendeva poco, un Cagliari che poteva fare molto di più. Poi vai a vedere tutto quello che è venuto dopo quella stagione e quell'annata là ancora in realtà la rimpiangi, perché tolta la stagione con insomma, il famoso 2019-2020 in cui il Cagliari arriva fino al 4° posto in classifica, salvo poi spegnersi dopo Cagliari-Lazio, e poi arrivò il Covid, e non ci sono mai stati quei picchi comunque, e soprattutto quello è il Cagliari che da quando c'è Tommaso Giulini alla presidenza ha fatto il miglior rendimento finale, cioè l'11° posto. E io credo che questi ultimi 2 anni di Greco
adesso non so, io gli auguro ovviamente di restare sulla panchina della Torres per 15 anni, questo è evidente, però secondo me quando tra una decina d'anni circa si guarderà al passato, verranno necessariamente rivalutati. Io tendenzialmente in questi ultimi anni poche volte ho capito certe reazioni da parte della tifoseria sia della Torres ma a volte anche quella del Cagliari, cioè lo stiamo vivendo quest'anno, come sembra che il Cagliari sia ultimo in classifica con 0 punti, quando invece poi probabilmente la situazione reale racconta qualcos'altro. Certo è che ad Alfonso Greco spetta un compito non facile, perché come diceva Robby, non è che adesso è arrivato, sì, tutto a posto, schiocchiamo le dita, da domani si vince 3-0 tutte le partite. Non sarà sicuramente così, e quindi servirà, secondo me, ancora più pazienza, non l'allenatore, ma proprio la virtù, da parte dei tifosi della Torres per cercare di stare vicini a questa squadra, di stare vicini alla società. Io credo che ieri le parole di Stefano Udassi, del presidente Stefano Udassi e anche del direttore sportivo Andrea Colombino vadano in quella direzione, cioè stiamo uniti, compatti, perché solo così se ne esce. Ecco, io credo che io non posso pensare a una Torres che a fine stagione retrocede in Serie D, perché sinceramente non... Cioè, è qualcosa che va... no, Robby? E qui faccio anche un cappello, un cappello, perché ho visto alcuni commenti in queste settimane, ma li vedo anche quando parliamo di Cagliari, non solo di Torres, no? Ci sono, non chi ci segue in diretta, non è un attacco, ma è anche un commento in generale, perché lo vedo poi anche da quando parliamo dal vivo con alcune persone. Ci sono molti che sono convinti che noi sguazziamo in queste situazioni, cioè che a noi faccia piacere raccontare le difficoltà della Torres, della Dinamo, del Cagliari. Francesco lo ha ricordato in 10.000 dirette e lo ricordo anch'io, vi ricordo che 131 è un progetto che non ha un editore, cioè a noi non è che se non ci zappiamo il nostro orto a fine mese comunque un'entità superiore ci paga lo stipendio, non funziona così. Noi viviamo grazie agli sponsor privati e ai lettori, in molti casi come voi, con gli abbonamenti, con le visualizzazioni che fate nel sito, che portano appunto a dei numeri che poi permettono a delle imprese di investire nella propria pubblicità dentro 131. Se una squadra va male, l'abbiamo visto negli ultimi anni col Cagliari, l'abbiamo visto quest'estate con la Torres, quando una squadra va male l'imprenditore non investe nella squadra. Secondo voi un imprenditore che non investe nella squadra perché sta andando male poi vuole investire a cascata nella testata giornalistica che racconta di quella squadra? Ovviamente no. Quindi, proprio per chiudere, noi saremmo molto più contenti di raccontare un Cagliari che fa un'altra classifica, un Cagliari che punta all'Europa, una Torres che punta alla B, una Dinamo che dopo 10 anni riporta Sassari del basket a livello europeo importante e nazionale importante. Quanti anni è? L'ultima volta siamo andati io e il buon Matteo Cardia a fare dei playoff della Dinamo ed ero molto più giovane, molto più fresco di adesso, quindi voglio dire anche più capelli, esatto, quelli vabbè, però sono sulla strada dell'alfoismo. No, siccome era da un po' di tempo che non ci stavamo parlando di capelli, quindi, quindi cioè, a noi piacerebbe subito il focus piacerebbe raccontare quello, e quindi a volte perché poi ti criticano, ma state difendendo quello, quell'altro. È una situazione che uno più, se c'è slancio, se c'è ambizione, è solo più bello da raccontare, oltre che anche migliore a livello economico, quindi quello. Detto questo, cosa aggiunge la situazione della Torres? Se non che mi aspetto che la Torres trovi un leader, perché in queste settimane con pazienza non c'è mai stato il leader vero e proprio. Sono stati dei capitani che comunque hanno provato a portare la barca in porto, ci sono dei giocatori di grande esperienza come può essere Diakite, come può essere Antonelli, però mi è mancato quel giocatore che dice vabbè signori, sapete che c'è, dai, forza, andiamo tutti insieme e facciamo qualcosa. Prendi il grembiule, distribuisci il grembiule, gli stivali, andiamo. Credo che Greco di fango, esatto, per edulcorare la pillola, e credo che Greco, perché lui è possiamo criticarlo in ogni modo, soprattutto anche dal punto di vista comunicativo, gestionale, della sua figura e quant'altro, però
sa gestire questo tipo di spogliatoi, lo ha dimostrato in questi anni, quindi secondo me la vera capacità che può avere, la vera arma in più che può avere la Torres di Greco è che magari qualcuno si senta più responsabilizzato, perché io non ci voglio credere che gente come Diakité, Zecca, Antonelli, Idda, Mercadante, che comunque sono degli uomini di battaglia e conoscono la 16, vogliano retrocedere così, a cuor leggero. Esatto. Ecco, con Greco credo che questo aspetto verrà messo in evidenza ancora di più. Sì, per chiudere il discorso che faceva prima Ruby, che facevi tu Ruby, sul discorso proprio del racconto, io ho vissuto le maggiori soddisfazioni qui in 131, proprio a livello anche di emozioni, di racconto, sono state chiaramente la vittoria del playoff del Cagliari di Ranieri, la salvezza del Cagliari di Ranieri a Reggio Emilia essendo sul posto, ma poi non posso dimenticare assolutamente la vittoria dei playoff di Serie D della Torres a Fragolese in un Vannissana che ballava da quanto era l'entusiasmo, e soprattutto poi sempre sul fronte Torres il giorno in cui la squadra viene ufficialmente ripescata in Serie C con la festa improvvisata, del tutto improvvisata in un paio d'ore, sempre lì al Vannissana, e quelle sono ricordi, sono sensazioni lavorative, al di là delle emozioni personali, che nessuno ci toglierà mai, ed è bello vivere quello, è bello raccontare quello, è bello fare quel tipo di lavoro. Lo è molto meno raccontare una retrocessione, lo è molto meno raccontare eventi o luttuosi o comunque tristi, o comunque cioè l'anno scorso raccontare l'uscita della Torre dai playoff dopo il 7-1 di Caravaggio è stata dura, perché è stata dura. Poi tu fai il tuo lavoro con professionalità e tutto, però non è facile commentare una situazione come quella. Per quello che noi speriamo sempre di poter raccontare vittorie sia dal punto di vista professionale, e poi è proprio più bello, è più facile anche vivere, raccontare l'entusiasmo invece che raccontare un qualcosa che non va bene. Secondo me purtroppo c'è sempre una tendenza a pensare male, a vedere sempre il marcio, ma voi ci sguazzate quando ci sono queste situazioni, ma in realtà non ci sguazziamo proprio per niente, perché io penso che a nessuno piaccia lavorare nel fango. Poi questo è un altro discorso, però secondo me, ecco, saranno mesi comunque duri per Alfonso Greco sulla panchina della Torres, saranno mesi comunque duri per la Torres stessa, però, ripeto, io non oso immaginare, cioè proprio non me la voglio neanche immaginare una Torres che retrocede in Serie D, perché secondo me sarebbe uno sfacelo veramente, cioè con questa rosa, con questa piazza, con questa storia, cioè sarebbe veramente un harakiri unico per me. Allora, c'era una domanda di Dario, la metto. Diciamo che semplicemente la Torres forse avrebbe fatto bene anche per le tempistiche una stampa più pungente. Beh, sai, queste, Dario, sono... A parte che non spetta a me fare le pulci in casa degli altri. Fare le pulci alla stampa stessa. Ognuno, il lettore, può giudicare, scegliere di comprare, spendere dei soldi per comprare quel giornale, spendere dei soldi per farsi l'abbonamento a quel sito internet, decidere di non spendere dei soldi e non informarsi. Insomma, ognuno è libero e poi di dare il proprio giudizio. Credo che in generale, se dobbiamo fare un discorso proprio generale, senza andare a toccare questa, quella testata, in Sardegna c'è un problema, che è un problema nazionale, in Sardegna è ancora più evidente, legato al giornalismo. Siamo sempre meno i colleghi, guardate già solo le trasferte del Cagliari, ormai siamo noi e il collega Lele Casini di Radiolina che andiamo in trasferta, e lo diciamo purtroppo, perché uno dice vabbè, siete contenti perché rimanete solo voi. No, perché Fra parlava proprio di ricordi. E le trasferte, il bello della trasferta è anche condividere momenti con dei colleghi, anche perché non pensate che qui ci si fa la guerra, chi porta prima l'intervista o chi porta prima. Siamo tutti umani, siamo tutte delle persone fuori dal lavoro, poi si scherza, andare a cena dopo la partita è un momento che resta. Fra prima diceva giustamente di alcuni momenti, no? Raccontando lo sport sardo in questi tanti anni ormai, perché iniziano ad essere tanti anni, dove si è divertito. Per dire, uno dei miei ricordi più belli è quello in trasferta con l'Arzachena
contro la Casertana per il playoff di Serie D, eppure uno direbbe vabbè, Casertana Arzachena è il tuo magari ti è capitato di fare l'Inter, la Juve, sì, però Arzachena Casertana è uno dei miei ricordi più belli facendo questo lavoro, perché si vive fondamentalmente di quotidianità e di ricordi. Detto questo, chiaro che c'è un problema a livello di stampa sportiva, di stampa in generale, perché c'è sempre meno persone, ci sono sempre meno soldi, ci sono sempre meno investimenti nell'informazione, il mondo è cambiato e in Sardegna ce ne accorgiamo sempre 10, 15, 20 anni dopo, quindi siamo in ritardo. Su questo sono d'accordissimo. Cioè, poi se tu mi dici se la stessa situazione di Sassari fosse trasferita da Avellino a Foggia, a Benevento, e cito due piazze che Pazienza conosce bene, dove è stato esonerato per molto meno di quello che ha fatto a Sassari, sicuramente la stampa avrebbe avuto un peso maggiore nell'inasprire scelte, momento e quant'altro. Sassari, bisogna anche capire il momento storico, secondo me. Sassari arriva da un momento storico particolare, Francesco prima diceva a volte poi devono passare gli anni per rivalutare un allenatore, io credo che a volte devono passare anche gli anni per rivalutare un progetto tecnico, perché Sassari, no, innamoratissima di una leggenda come Bebo Leonardi in panchina, ai suoi tempi ce n'erano di storie su Bebo, ce n'erano di storie su Bebo, gli allenamenti qui, la gestione dei singoli, insomma, io ero un ragazzino, però mi ricordo tutto, quindi insomma, a volte serve tempo per capire anche un po' il contesto. Poi se parliamo di difficoltà del giornalismo isolano, tout court, e in maniera particolare quello sportivo, sono totalmente d'accordo. Perfetto. Un'altra domanda di Luca, nostro abbonato. Secondo voi la strada per uscire dalla crisi è più tattica o mentale? Chiaramente riferita alla Torres. Mentale totalmente, perché questo è un campionato molto scarso. So che ormai dico solo questa frase in qualsiasi categoria, cioè la Serie A non l'ho detto per la Dinamo perché non mi permetto, non essendo un tecnico, non mi permetto della Dinamo, ma sicuramente guardando la Dinamo è un campionato scarso, però detto questo, a parte le battute, no, è un girone con un tasso qualitativo molto basso, quindi non ti inventi nulla, davvero. Chi ha guardato tutte le partite della Torres, secondo me si è annoiato tanto, non solo per la difficoltà della Torres, ma in alcuni momenti anche per la pochezza di certe partite, anche guardando agli errori dell'avversario. Greco è stato abile a riconsolidare la squadra già in una situazione più facile rispetto a questa, però in cui ha ripreso la squadra dopo un esonero per salvare la Torres il primo anno di Serie C. Quindi io credo che a livello mentale è il primo punto dove lavorerà. Poi a livello tattico Greco non si è mai spostato dalla difesa 3, quindi credo che la Torres torni dopo gli esperimenti delle ultime settimane nella difesa 3. Ieri il direttore sportivo Andrea Colombina ha detto noi siamo una squadra costruita per giocare 3-4 o 3-5. Sì. E poi ci siamo adattati per la crisi ad altro, e quindi credo che Greco una certezza c'ha la difesa 3, vediamo se la tiene. Sì, esatto, poi bisognerà vedere anche la risposta che darà lo spogliatoio a questo tipo di situazione, esatto. Ma è una squadra costruita per fare quello. Greco ha sempre usato quel modulo, quel sistema anche negli scorsi anni, e quindi si ripartirà da quello. Bisognerà vedere se reintegri Liviero, hai Liviero da Zambataro. Sinistra, hai sistemato la situazione. Hai Liviero Zambataro e la difesa è quella, Fabriani, Mercadante e Antonelli, li conosce. Centrocampo c'ha anche più qualità rispetto all'anno scorso, perché l'anno scorso Lunghi non ce l'ha avuto, Carboni non ce l'ha avuto se non per l'ultima parte di campionato, però poi era infortunato, e c'ha Sala. Certo, manca molto in avanti, però cura Greco a Diakité ha sempre fatto bene, La domanda rispetto all'anno scorso gli manca Feshnaller e Scott, che non è un'assenza da poco, non è Scott per la gestione anche dello spogliatoio, cioè c'è poco da fare. Però infatti di fatto aver scelto durante l'estate di tagliare i ponti con certi, non so se ti è piaciuta questa citazione, tagliare i ponti con certi senatori e anche la gestione di alcune situazioni, appunto come Fischnaller, denotano secondo me una programmazione sbagliata durante l'estate, perché ora appunto sei dovuto tornare a babbo in qualche modo, richiamando Alfonso Greco per cercare di
riproporre anche quell'amalgama che si era creato nelle ultime stagioni. Secondo me manca più Fischnaller alla Torres di quanto Piccoli manchi al Cagliari, leggevo l'ultimo commento. C'è proprio un problema. Fischnaller spostava veramente tantissimo l'anno scorso nella Torres, anche Piccoli, intendiamoci. Però cioè, proprio l'incidenza anche nelle sorti della Torres di Fischnaller era sicuramente superiore rispetto a quella di Piccoli nel Cagliari, che è stata molto alta, però lì parliamo di un altro livello, secondo me. Va bene. Abbiamo detto un po' tutto, non lo so. Sì, anche perché poi stasera ci sarà la conferenza. Lasciateci dire qualcosa stasera. Cioè. Attenzione, esatto. C'è un grandissimo giornalista sassarese, vedi? Parlando di prima, con Dario parlavamo di crisi del giornalismo locale. Ecco, Mauro Garau, aver perso quella stella nascente, quell'acqua del cielo che era, uso il passato e purtroppo la barba più bella di Sassari. Non è più Mauro Garau, è stata una grandissima perdita. E purtroppo io tutti i giorni quando mi sveglio peccato per Mauro Garau. Sono cose che succedono. Mauro, ti voglio bene. Tanto sicuro, quando lui non abita lontano da casa, sicuro se mi vede attraversare la strada accella. Conosco l'uomo. Esatto, è già pronto. Va bene, Roby, grazie. Vabbè, noi grazie ragazzi, vi darò qualcuno di più interessante come Diablo. Ci vediamo dopo da Greco. Ciao Roby. Ciao. Eccoci qua, è arrivato il momento più atteso da me, sicuramente, di tutta la settimana, non so dagli altri, ma sicuramente da me sì. Ma quanto è bella questa sigla. Buongiorno Alessandro. Bellissima. Diablo. Ciao bellezze, come state? Eccolo. Bene. Come state? Sentite quest'aria di pausa campionato, di questo relax? La sentite? Guardate, la sente anche lei. Relax. Grande. Meraviglioso. È arrivata da sola. Lei è Artemisia. Grande Artemisia. Tra l'altro Artemisia, si detta Mimì, ecco. perché è più facile da chiamare. Tra l'altro, se sentite in sottofondo un suono che assomiglia a un trattore, okay. È un trattore, quindi non preoccupate. È realmente un trattore. È il trattore di Enea, il mio vicino. Tra l'altro, un trattore che gira qui, praticamente erano anni che non c'era sto traffico, praticamente. Immagino. È stata una ventata di novità, un mezzo che gira qui intorno. Di modernità, proprio così. Allora, a proposito io sono molto curioso oggi, perché io ho un'idea, però voglio vedere di cosa parli. Allora, prima di tutto iniziamo col primo titolo, Il ritorno al futuro. Dovete sapere che 2 giorni fa è stata multata la macchina di Borrelli in doppia fila di fronte alle poste di via San Benedetto. Questa è da una fonte, diciamo, non sicura, ma il timore è che se dovesse segnare Borrelli contro il Genoa, il VAR non possa tornare fino a questa sanzione per toglierlo. Perché ragazzi, c'era la macchina in doppia fila, quindi non sì. Si può... E allora l'arbitro si mette lì, la municipale di Cagliari ci comunica che la macchina del Borrelli si trovava ragazzi, dopo attenta revisione esatto, degli atti, ragazzi, è assurdo. Avremmo potuto fare questo furto a mani basse, un furto meritatissimo. Allora, chi pensa che il pareggio sia stata la cosa giusta, il risultato giusto contro il Como, sbaglia, perché solo per come si è comportato Morata dovevamo vincere 3-0 a tavolino. Eccolo, lo sapevo che era questo, lo sapevo. Luca prevede il futuro. Allora, il ciclone scatenato da questa cosa online è ma ovunque si sono mi è arrivato anche un video stamattina, non ci credo. Anche il Papa si è pronunciato su questa cosa. È una roba, pare addirittura che Mina farà una canzone con Mina
su questo. Mina al quadrato sarà il titolo Esattamente. del disco. È una roba. Ai. È stata una. Questo è il calcio. La cosa più bella che esista sono. Allora, si possono comprare i campionati, si possono comprare le partite, chi vince, chi ha più soldi. Possiamo dire tutto quello che volete, se vogliamo, diciamo, iniziare con la disillusione sportiva, ma la battaglia dentro la partita, il gesto atletico, la capacità di sfiancare l'avversario, queste sono cose che fanno bene al calcio, altro che Caressa che non vuole più vedere queste cose. Ma Caressa, ma guardati veramente Però che Caressa cosa oggi ha detto, Caressa ha detto al Corriere dello Sport sul gol annullato a Palestra che è un totale esercizio di narcisismo da parte del VAR. Cioè ha detto, sono d'accordo. Sono intervenuti per far vedere che esiste. Sì, sono assolutamente d'accordo. Quella, cioè, ha detto, veramente è una roba allucinante. Sono assolutamente d'accordo, però ha anche detto che Mina è quello che non vuole, è tutto ciò che non vuole più vedere nel calcio. Beh, io mi auguro che invece diciamo che allora guardi un altro sport, perché il calcio è quello che abbiamo visto, sicuramente non è quello che abbiamo visto da Morata, cioè nel senso, esatto. Il calcio è quello che abbiamo visto con Mina. Allora, ne parliamo giusto perché comunque secondo me è anche una bella cosa da raccontare anche per i giovani e chi segue magari e chi ambisce a giocare a calcio nella vita. Io penso che il calcio si chiama gioco del calcio, infatti, perché c'è dietro la partita, c'è tutto un lavoro, anche la perdita di tempo che a noi dà tanto fastidio alla fine quando la squadra è in vantaggio di un gol e gli ultimi 5 minuti, quello fa parte del gioco del calcio, così come fa parte del gioco del calcio andare a prendere la palla nel sacco quando stai recuperando, quando sei in rimonta. Ragazzi, il calcio è tutto questo. Se noi riduciamo il calcio soltanto al bel passaggio, bel tiro, tattica, movimenti con e senza palla, eccetera, eccetera, probabilmente diventa una noia. Ma è bellissimo vedere diventa PlayStation. Esatto. È bellissimo vedere. Esatto, è bellissimo vedere un difensore che non prende una munizione praticamente da 75 e fa essere uno dei difensori più efficaci della Serie A, ed è invece triste vedere un attaccante campione d'Europa che chiede il cambio perché non ce la fa. Questo è triste, nel senso, io spero che mio figlio non faccia così quando è in campo, che non chiede il cambio perché il difensore non lo fa respirare, ma che cerchi il suo modo di giocare a calcio. Detto questo, dobbiamo tornare anche alla realtà. La realtà è quella che abbiamo visto sia contro la Lazio che contro il Como con maggiore efficacia, perché gli episodi secondo me ci hanno aiutato. Lo stesso Morata sparando una palla addosso a Caprile che, attenzione, aveva coperto lo specchio perfettamente, quindi quello è tanto un errore di Morata quanto un grande merito di essere rimasto nella posizione giusta per coprire lo specchio della porta. Però questo, io credo, quello che abbiamo visto è sicuramente il calcio che ci dobbiamo aspettare da Pisacane. Attenzione, non per sempre, fino a quando la classifica e la condizione psicologica non ci permetterà anche di essere più propositivi. Sono convinto, adesso abbiamo il Genoa e poi abbiamo una sfilza di partite durante le quali ogni punto guadagnato sarà pesante come il piombo. Saranno punti importantissimi quelli che arriveranno contro le squadre che incontreremo dopo il Genoa. Non le ricordo tutte, ma c'è la Juve, c'è l'Atalanta, c'è la Roma. L'Atalanta, esatto, che ahimè ha cambiato già allenatore. Con questo magari potrebbe essere un cambio di rotta. Questo non aiuta il cambio di allenatore del Genoa, perché arriverà veramente con un De Rossi che sa mettere il coltello fra i denti ai calciatori. Insomma, ci aspetta un mese, dopo la pausa ci aspetta un dicembre molto duro, ed è un dicembre in cui noi vedremo, secondo me,
fondamentalmente il Cagliari che abbiamo visto contro il Como, con magari la speranza è che qualche giocatore che potenzialmente può diventare più incisivo, penso a Felici che magari può dare di più, per non parlare di Esposito, per non parlare di Gaetano, qualcuno di questi che si ritrovi e che diventi l'uomo che comincia a fare qualche gol, perché ora ovviamente quel problema, una volta che noi abbiamo trovato la solidità difensiva, il problema si deve concentrare su quello, sperando che in difesa tutto vada bene dal punto di vista della salute, ma anche lì io sono fiducioso sul fatto che prima o poi qualcuno che fa i suoi 7-8 gol lo troviamo, e se ne troviamo più di uno e diventano 5 da una parte, 4 dall'altra, 8 dall'altra parte, noi andiamo a sopperire alla mancanza dell'attaccante, che in Serie A comunque abbiamo visto non ce l'ha nessuno, questo Sì, famoso attaccante da doppia cifra in questo momento non ce l'ha nessuno. Guarda, diavolo, prima citavo proprio il discorso del Corriere dello Sport di oggi. C'è l'inizio, non so se sia una mini inchiesta che hanno fatto appunto i colleghi romani, però l'inizio e le prime pagine di oggi del Corriere Sport parlano proprio di tanti falli e tempo perso in Serie A, il discorso del VAR e anche il discorso delle punte, cioè il fatto che chi ha fatto più gol in Serie A fin qua non sono centravanti, soprattutto si segna poco, perché comunque questo poi dice la storia, cioè 2 settimane fa, giusto Luca, era il record negativo. Il record 11 gol. Sabato stesso, se ci pensate, sabato stesso, 4 partite, 4 gol, tutti fatti nell'unica partita in cui si è segnato, cioè Parma-Milan 2-2, prima 0-0 del Cagliari a Como, 0-0 Lecce-Verona, 0-0 esatto, il derby di Torino, cioè tutto questo poi alla fine ripeto, io ieri dicevo questo durante la trasmissione, durante Cagliari Social Arena, cioè bisogna sempre parametrare tutti questi dati, anche tutte queste aspettative, anche in base a quello che poi è il livello che esprime il campionato italiano. L'ho detto ieri mattina, l'ho detto ieri sera, lo ridico oggi, cioè il Sassuolo tanto indicato, no? Ma la Sassuolo è una neopromossa con ambizione, ho capito, ma il Sassuolo è della Mapei, giusto così, giusto per ricordare. Il Sassuolo c'ha davanti un giocatore che ha 150 gol in Serie A, che Berardi. Ce n'è un altro che potenzialmente potrà arrivare magari a 100 in carriera come Pinamonti. C'ha uno stadio. C'è uno stadio. Stadio, tra l'altro. Ragazzi, parliamo di un'altra situazione. Il Sassuolo, se non si fosse suicidato 2 anni fa, sarebbe rimasto in Serie A serenamente. E magari l'anno scorso avrebbe fatto un grande campionato, perché la prospettiva era quella. Se Berardi non si fosse fatto male gravemente 2 volte nella stessa stagione, probabilmente il Sassuolo non sarebbe mai retrocesso. Quindi c'è anche un altro punto sul discorso Sassuolo e Ale uguale. Cioè il Sassuolo, parliamo di una squadra che non è supportata, perché hanno 200 tifosi. Qui non c'è nemmeno il discorso, l'ambiente, i tifosi. Lì proprio non c'è pressing, lavorano in una certa maniera. 2 anni fa si è rotto qualcosa, è normale. Si è rotto Berardi. Si è rotto Berardi. E l'anno scorso in Serie B ha vinto in ciabatte, possiamo dirlo. No, ha dominato, ha stradominato. Quindi è ritornata nel suo standard ormai, perché il Sassuolo comunque al di là di tutto è una delle squadre che ormai è il Chievo Verona degli anni 90. Esattamente. Sì, però con molti più soldi. Con molti più soldi. Però all'epoca anche il Chievo, insomma. Sì, vabbè. Però poi, insomma, vabbè. Ad ogni modo c'è un quadro, sta emergendo un quadro che è quello di un campionato che si sta svolgendo, secondo me, sotto una fondamentale regola, che è quella di non prendere gol. Secondo me è stato detto anche, credo, nel post partita, non mi ricordo se da Francesco o da Matteo, che effettivamente oggi non solo ci si salva, ma in Serie A si vince quando si prendono pochi gol. Non vorrei che questa statistica stesse influenzando fortemente il campionato di Serie A, con un'estrema attenzione difensiva, con estremi tatticismi da quel punto di vista, che stanno un pochino rovinando parte dello spettacolo.
ovviamente poi noi ci lamentiamo che il campionato di Serie A, tra virgolette, è povero, che il campionato di Serie A attrae poco, è noioso. Ovviamente se diventa questo, poi non lamentiamoci se poi fanno le superleghe, se poi vogliono fare queste Champions infinite, o questi campionati, oppure appunto come volevano fare quando volevano fare la Superlega, che io ho sinceramente mi ha fatto venire i brividi, ma mi sono messo nei panni di quelle società che hanno i soldi, lo possono fare, e possono fare ancora più soldi e ancora più spettacolo. Da manager, io forse questa domanda me la farei. È vero, è stata molto bella la risposta di Giulini all'affermazione negli Stati Uniti non vogliono vedere Cagliari-Lecce, però in parte un pochino, diciamo. Su questo posso dirvi una cosa che tra l'altro non vi ho detto, la volevo dire sabato nel post partita, poi tra una cosa e l'altra mi è sfuggita. Allora, per me era la prima volta allo stadio di Como sabato, perché l'anno scorso non sono andato e quindi non ho avuto modo di vedere. Io ho fatto tutte le trasferte tra l'anno scorso e quest'anno, ho visto tutti gli stadi della Serie A e vi devo dire, quello che ho visto a Como non mi era mai capitato di vivere, soprattutto nel senso che tu arrivi in un posto in cui non dico che sia tutto finto o artefatto, ok? Però tolta la parte chiamiamola curva nord, quindi della tifoseria organizzata, che comunque era bella, compatta, cori, bandiere, striscioni, insomma, all'italiana, diciamo così, ok? Quello che era in tribuna, perché poi noi chiaramente ci mettono in tribuna stampa, quindi la tribuna stampa sta dentro la tribuna centrale, solitamente in tutti gli stadi d'Italia, e quindi tu vivi quello che è la situazione della tribuna. Mi sembrava di essere, non so se a teatro, al cinema, vi giuro, è stata una sensazione stranissima, veramente un'impressione stranissima. E poi mi faceva notare il collega Giuseppe Boi, che è intervenuto ieri mattina, perché eravamo seduti a fianco in tribuna, no? Quindi abbiamo visto tutta la partita insieme, quindi lui a un certo punto, fine primo tempo, sigaretta, bagno e poi risale. E io dicevo, guarda, a me non sembra uno stadio di calcio questo. Cioè, nonostante io sia di fronte a un terreno di gioco, di fronte a una tifoseria, a uno stadio pieno, però ho l'impressione di essere, non so se è un concerto, non lo so, era un qualcos'altro. E mi ho detto, guarda, è la prima volta in Italia che io sono andato in bagno e sentivo parlare in inglese. Cioè, c'erano tante persone in bagno e tutti parlavano in inglese, non si parlava in italiano. Ok. Franci, sai cosa hai visto? Sai cosa hai visto? Fondamentalmente hai visto il i calcio ricchi del futuro. No, hai visto i ricchi. È molto semplice. È molto semplice. Cioè, hai visto quello che a Cagliari di solito non si vede a questo livello. Hai visto i ricchi veri, quelli veri. Cioè quelli. No, ma poi hai visto i ricchi, molto semplicemente. Tutta gente era lì per vedere, sì, oggi sono a Como, vado allo stadio, vado in tribuna, vado allo stadio. Ed è quella che è la direzione che sta prendendo sempre di più il calcio europeo, seguendo l'impostazione americana degli sport, quindi l'idea dello spettacolo. Certo. E poi ricordiamoci questa cosa: le tribune di questi stadi sono, lo è anche quello di Cagliari, ma ancora di più in queste città molto ricche, con un tessuto imprenditoriale molto vivo. Le tribune degli stadi sono luoghi in cui si fanno pubbliche relazioni per lavoro. Si vanno a incontrare persone che poi diventano tuoi partner commerciali. È proprio un classico posto da pubbliche relazioni, esattamente come lo è il teatro. Esatto. Sono occasioni sociali dove il divertimento incrocia la stretta di mano che poi ti porta ad avere un determinato cliente, una determinata commissione, e così è normale. Ovviamente a Como questa cosa è molto più importante perché ci sono tanti più soldi,
E Como noi sappiamo, certo che sembra Disney, anche lì non hai visto una cosa finta, hai visto una cosa pulita. Noi non siamo abituati a vedere le cose pulite. Quando noi andiamo, la prima, non so se siete mai stati in Svizzera. Sì. Io no, ma ero lì al confine, quindi se tu vai lì, ma se tu ti fai un giro a Ginevra, ti sembra tutto finto, semplicemente perché non sei abituato a vedere tutto pulito. Cioè non capisci quanto può essere pulito un posto finché non lo vedi. E ti sembra finto. Sembra finto. Però sai la cosa che mi ha allarmato? Io sono andato perché lavoravo in un lavoro che facevo prima, alle 5:30 chiude tutto. Bellissimo. Loro cenano alle 6. Io lo adoro. Anche in Australia, la prima volta che siamo andati, il primo giorno siamo arrivati in Australia, alle 9 di sera, bene, adesso andiamo in ristorante, credici. Alle 8 le cucine sono già chiuse, si mangia alle 6:30. Di crackers, nei posti, e volevo dire anche lì, avete visto qualcosa di sano? Perché se tu mangi alle 10 di sera, come facciamo noi cagliaritani, per andare a letto dopo un'ora, poi dormi di merda. Volevo dirlo. Però il discorso che volevo, per chiudere un po' il ragionamento sulla piazza Como, sullo stadio Como e quant'altro, e altre due cose. La prima, quando siamo usciti dallo stadio per rientrare poi per poi andare verso Linate, abbiamo aspettato l'ottimo Pietro Palmas, il presidente del circolo dei sardi di Como, perché ci doveva venire a prendere, e quindi abbiamo aspettato lì all'uscita del varco, da cui poi escono anche i calciatori e tutto, per 10 minuti buoni. E anche lì praticamente abbiamo visto solo persone straniere, quindi chi russo, chi americano, chi tedesco, così, un continuo passeggiare di queste persone che uscivano dallo stadio e tutto. Aggiungo che poi il vero discorso, è l'altra cosa che mi ha stupito tanto, tu prima parlavi, Diablo, giustamente, no, della parata di Caprile su Morata e via dicendo. Quello è stato forse il momento più difficile della partita per il Cagliari, perché lì il Como sembrava essere vicino a poter superare in qualche modo la barriera difensiva del Cagliari. Ecco, uno stadio cazzuto, scusate il termine, in quel momento ti prende per mano, e ti spinge, cioè, in un modo o nell'altro si mette insieme a te e ti porta al gol. Okay. Quello che sarebbe successo a Cagliari, senza ombra di dubbio. A Cagliari, ma ti dico, a Salerno sarebbe successo senza andare a cercare i grandi stadi, cioè le grandi piazze. Io parlo di piazze comunque tutto sommato piccole o comunque non big, però in cui il tifo è vissuto e sentito, ok? Cioè, lì, certo, alla fine il Cagliari, adesso non dico che sia per quello, però mi ha fatto proprio impressione, perché è mancata la spinta dello stadio. Cioè io ho pensato, se una cosa del genere ti succede a Marassi, tu esci morto, perché te ne fanno tre, Fiorentina, te ne fanno tre, perché in quel momento lo stadio si compatta, tu diventi piccolo, e poi sono... È interessante questa osservazione, perché tutti in questo momento stanno cercando i limiti del Como, ok? Cioè, dove può arrivare, cosa può fare, ok? Potrebbe essere che effettivamente il limite del Como è questo ambiente tutto sommato non caldissimo, cioè freddo, no? Freddo. E che rischia di raffreddare anche la bellezza del gioco. Il Como esprime un palleggio meraviglioso, l'abbiamo visto davvero, è un piacere guardare quei ragazzi passarsi il pallone, è veramente un piacere. Però effettivamente cosa mi stai facendo, come mi agganci? Non abbiamo visto nessun fuoco, neanche nei giocatori. È vero, è come dire bellezza fredda, molto glaciale, un calcio molto glaciale, forse proprio con un parallelismo rispetto invece a un mondo, però è anche vero che stiamo parlando di come dire, qui emergono le differenze culturali di uno Infatti, stivale lungo, Diablo, no? Di ieri ho tantissime realtà. Io, anzi no, ieri, domenica, nel mio articolo di analisi,
ho detto Fabregas e il suo Como, cioè tutta la realtà Como, sono degli alieni, perché effettivamente sono degli alieni, perché tu vai poi a vedere, non c'è un italiano, cioè togli il povero Mauro Vigoritto, che però chiaramente insomma ha il ruolo di portiere di riserva per un motivo. Per il resto sono tutti spagnoli, francesi, argentini, perché tutti arrivano, cioè c'è un progetto tattico, il Como deve giocare così, e quindi io mi affido alla mia rete di scouting, a tutta una serie di strumenti anche tecnologici e quant'altro, per andare a cercare, individuare quei giocatori che sono funzionali al mio gioco, ma che sia italiano, che sia spagnolo, che sia gambiano, che sia argentino, non mi importa nulla, perché a me servono le caratteristiche tecniche di quel giocatore, spersonalizzandolo anche in un certo senso, no? Cioè a me serve che diventi una pedina per il mio gioco. Poi sono tutti fortissimi, perché sono fortissimi, perché io bellissimo. Veramente non vedevo una squadra giocare così veramente da tantissimi anni, però sono un unicum, perché solo loro possono fare quel tipo di gioco, solo loro possono vivere quella situazione, proprio perché di fatto quella è la realtà di una squadra creata dal nulla, di fatto, con dei canoni che sono completamente nuovi e diversi rispetto a quelli a cui noi siamo abituati. E infatti la domanda che io mi sono fatto è questa, cioè nel senso, quanto dura questo progetto? Nel senso, dura finché c'è durerà finché ci sarà la volontà di spendere quei soldi. Però dico, arriva il Barcellona e ti porta via Fabregas, perché Fabregas io credo che non farà tutta la sua vita al Como. No, ovviamente. Quest'anno, probabilmente è l'ultimo anno. Ok, perfetto, va via Fabregas, prendi un altro allenatore alla Fabregas, immagino. Ok, però va via Nico Paz, prenderai un altro giocatore alla Nico Paz. Cioè mi sembra che sia come una specie di laboratorio, ok? Una scuola di passaggio, cioè un esperimento di passaggio per valorizzare giocatori, continuare questo progetto virtuoso anche, no, a livello economico, perché io credo che se tu prendi un Baturina a 10 milioni, 15 milioni, faccio un esempio, lo paghi tanto perché lo hai preso tanto pagandolo per quello che finora ha espresso, ma se tu riesci a farlo esplodere, quei 15 milioni diventano bazzecole rispetto a quelli che poi saranno magari i 50-60, per cui tu venderai quello stesso giocatore, no? Quindi loro perché hanno anche questa capacità? Perché avendo molta liquidità, avendo molta capacità di spendere subito e di poter spendere su giovani prospetti, no? Chiaramente diventa poi a livello di proprio il cosiddetto player trading, cioè diventa una roba perfetta, un meccanismo perfetto, ok? Da quel punto di vista. Però bisogna capire se questo meccanismo si tradurrà in vittorie poi alla fine, cioè nel senso... Esatto. Non perché necessariamente, poi, certo. essendo una piazza che non ha pretese, perché finora questo è stato, mi sembra. Ce lo diceva anche Luca Pinotti, no? Quando è venuto il collega di Como, diceva... Noi vediamo, cioè stiamo assistendo, chiaramente molto non eravamo abituati, però non è che dici no, l'anno prossimo dobbiamo vincere lo scudetto, perché no, cioè non c'è questa quello che sarebbe successo da noi è bravissimo, bravissimo, ma proprio quello, cioè il discorso da noi ti succede una roba del genere, se non vai in Champions League ci incazziamo tutti, posso dire giustamente, però scusate, però giustamente, cioè nel forse senso anche giustamente. Con tutti i soldi spesi, cioè. Diciamo che l'illusione è legittima, è quello. Lì invece ho notato questa sorta di distacco, cioè io vado allo stadio a godermi lo spettacolo, a vedermi una cosa che mi diverte, ok, se si vince bene, cioè non lo so. Secondo me se chiaramente loro hanno a parti invertite, se il Cagliari avesse fatto da Como la partita che ha fatto il Como con quel pareggio, non dico che sarebbe usciti tra i fischi, però la gente sarebbe stata incazzata nera alla fine della partita. Sicuro. Invece lì vedevi serenità totale, sì, adesso andiamo a berci il tè, così come se nulla fosse successo, capito? Ma dai, abbiamo fatto un punto contro Mina, va bene. esatto, cioè gli stessi fischi a Mina, perché io li ho sentiti in tutti gli stadi, i fischi a Mina, da Empoli in poi. Come ci sono stati, ma sono stati dei fischi normalissimi, cioè una cosa, capito? Per quello che dico, secondo me
c'è un ambiente un po' particolare. Wild Forest dice sono precursori di quello che sarà il calcio da qui a 10 anni in Italia. No. Secondo me non ha tutti i torti invece. Io invece ho paura, ma spero di no. Perché però purtroppo c'è anche da dire questa cosa: se non si replica quel modello, le piccole patiranno molto, nel senso, voglio dire, anche Cagliari, lo sappiamo, per certi versi è una squadra di passaggio, no? Cioè, quindi l'abbiamo visto con piccoli, c'è stata un'operazione molto intelligente, ma necessaria. Nel senso, noi non possiamo permetterci di spendere, di fare una campagna acquisti da 50-60 milioni senza cedere. Non possiamo permetterci di fare una campagna acquisti spendendo tanti soldi senza vendere pezzi pregiati, no? Come è stato con Barella, come è stato a suo tempo con Nainggolan, e come sarà con Caprile. Mettiamoci l'anima in pace. Certo, no? Ovviamente. Essere onesti. Cioè... Ma non solo, dobbiamo essere non solo onesti, ma contenti del fatto che il club riesca a fare queste operazioni per tenerci in vita, e per tenerci in vita in maniera sana. Perché noi dobbiamo essere contenti che abbiamo Caprile e che è un tesoretto che domani possiamo utilizzare in maniera possibilmente intelligente. Per me i soldi che sono stati incassati con piccoli quest'anno sono stati spesi in maniera intelligente finora, intanto tenendo Caprile, intanto tenendo a dopo, e poi facendo in modo che arrivassero dei giovani che magari valorizzati diventano poi domani un'altra plusvalenza. Questo però noi dobbiamo mettercelo un po' in pace. Cosa succede se in questi anni, lavorando così, piano piano, un punticino in più alla volta, poi hai il famoso anno che per un motivo o per l'altro, sei per la congiuntura astrale, arrivi in Europa, quindi hai un ingresso importante in più, allora cominci a fare l'Atalanta. Cominci a tenerti, cominci a vendere bene, ma a tenerti anche i pezzi buoni, a tenerti il cartellino dei pezzi buoni, quindi non a dover lavorare coi prestiti come facciamo noi, e allora lì forse puoi costruire uno step up, che è quello che fondamentalmente ci auguriamo tutti che avvenga, perché ovviamente vedere il Cagliari in Europa è un sogno. Io devo essere sincero, penso che lo rivedrò. Sì, ma anche nel senso, me, penso che lo rivedremo. Come piazza ha tutte le possibilità di... Io penso che lo rivedremo. Sinceramente. Serve pazienza però, perché ripeto, io quello che continuo a dire anche nelle ultime dirette, cioè per arrivare a quello che ha fatto il Bologna, perché tu giustamente hai citato l'Atalanta, però io penso che sia il Bologna il riferimento, perché l'Atalanta ha un vantaggio che quasi nessun'altra, forse tolta la Juve in questo momento ha, cioè il discorso del settore giovanile, cioè della valorizzazione di elementi del settore giovanile unicamente per diventare plusvalenze. Quindi valorizzo un giocatore, lo rivendo, anche magari non ci passa in prima squadra, poi magari mi mangio le mani, pensa alla Juve con Oisen o su altri giocatori di quella tipologia, no? O con lo stesso Sule, poi alla fine la Juve ha giocato niente, no? Però io entro in una logica in cui anche lì mi interessa di più la valorizzazione e la massimizzazione del profitto a livello di costo di acquisto e soprattutto costo di rivendita, prezzo di rivendita, e quindi Atalanta e Juve fanno un gioco diverso. Il Bologna invece secondo me è l'esempio da seguire, perché come dicevo ieri il Bologna ha mangiato tanto pane duro prima di arrivare all'Europa, alla Champions, alla vittoria della Coppa Italia e quant'altro. Però anche lì, trovando il dirigente giusto, come Giovanni Sartori, che ha creato prima l'Atalanta, poi è andato al Bologna, ha replicato lo stesso modello di business fondamentalmente, il Cagliari dovrà essere bravo magari con lo stesso Angelozzo o con qualche altro dirigente nei prossimi anni, però cioè, per arrivare a quello tu devi cementare la permanenza in Serie A, devi riuscire deve essere scontata, assolutamente. Assolutamente. Finché non fai quel salto, chiaramente non potrai mai pensare all'Europa
o a cose sono d'accordo. Non hai le basi solide, perché no, perché poi inizierai inizierai un campionato sempre pensando alla salvezza, e quindi ci deve essere quando giochi per la salvezza ovviamente è tutto molto diverso, no? Io lo vedo paradossalmente da mio figlio, che è passato da una società in cui si perdeva spesso a una società in cui si vince tanto, e anche il suo modo di giocare a calcio, per dire, ha solo 16 anni, cioè solo 16 anni. Ieri volevo dire che ha esordito in Serie A un portiere di 17 anni che ha fatto un partitone. Questa è una piccola chiosa che voglio fare, cioè queste sono le cose belle del calcio. Un ragazzino portato in trionfo dai compagni e inneggiato dallo stadio. A Bologna è successa una cosa bellissima. Questo ragazzo se lo ricorderà per tutta la vita. Cioè, questa è una roba. E poi che esempio stai dando? Quanto è sano prendere il giovane che ti ha contribuito a una vittoria importantissima, certo, esordendo in Serie A mettendosi sulle spalle un fagotto pesantissimo. Ragazzi, è stato bellissimo. Fatto sta che comunque, tornando a bomba, giocare per vincere, quando giochi per vincere, lo stesso giocatore che gioca per vincere e lo stesso giocatore che gioca per non perdere o per salvarsi ha un approccio estremamente diverso. Certo. La scioltezza, la leggerezza psicologica, poi è ovvio che non ti devi infognare come fa il Torino, che fa 10 anni decimo, nel senso, anche quello è un pericolo, arrivare a ridosso di quelle zone senza mai entrare in Europa, con i tifosi che spingono, con i tifosi che ti dicono con un'altra proprietà, insomma, esatto. probabilmente sì, magari Cairo, però intanto il Torino è lì, è sempre in Serie A. Mi hai dato un assist, nel senso che spesso si dice: ma cos'ha il Cagliari meno di quella piazza X, di quella piazza Y? E io penso sempre, ma cioè, se a Torino, con il Torino, che è una squadra storica, con veramente qualcosa di un ambiente unico, una città in cui si può fare molto più business rispetto a quello che si può fare magari a Cagliari o in Sardegna, come ritorno e tutto, cioè non c'è nessun paperone, tra virgolette, che va e investe sul Torino. Quindi probabilmente il discorso non è soltanto di Cagliari, Torino, evidentemente in Serie A è difficile. Cioè, e torniamo al discorso iniziale di questa chiacchierata, che la Serie A sta diventando forse meno appetibile anche dal punto di vista dello spettacolo, dal punto di vista di tutto quello che è un po' intorno a quello che è il movimento calcistico italiano, per cui noi in questo momento analizziamo quello che viviamo, cerchiamo di capire un po' le dinamiche che muovono il nostro mondo, però poi alla fine quelli sono dati di fatto, cioè c'è poco da girarci intorno. Per cui assolutamente sì, e dobbiamo ringraziare che il Cagliari comunque è qui, ci dà anche delle soddisfazioni, siamo in Serie A, io sono convinto che rimarremo in Serie A ancora per tanto tempo, il discorso che dobbiamo, cioè l'anima in pace che ci dobbiamo mettere è che non diventeremo il Paris Saint-Germain dall'oggi al domani, ma molto semplice. Sì, a meno che appunto veramente non ci sia una congiunzione astrale fortunata, ma insomma, che poi secondo me anche la congiunzione astrale fortunata in quel senso vorrebbe dire rinunciare a tante cose, cioè questo poi è un discorso che va più sul discorso della gestione politica e altro, ma non è questa sicuramente la sede giusta per parlare di questo. Allora, poi c'è grazie. Grazie a voi. Grazie, ci vediamo martedì. Un abbraccio. Grazie ciao, anche ad Artemisia, mi raccomando. È in giro. È a caccia. Grande. Ciao Ale, ci vediamo martedì. Ciao. Grazie. Ciao. Eccoci qua. Ci siamo trattenuti un po' a lungo, ma insomma, sì, ma mi pareva doveroso, insomma, fare anche tutto. Poi la sosta è l'occasione giusta per fare anche questi discorsi un po' più
un po' più sociologici, più approfonditi, un po' più certo, culturali, certo. no? Perché questi giorni, secondo me, è centrale. Cioè, queste 2 settimane dovranno essere utilizzate anche un po' per riflettere, per fermarci un attimo e riflettere su quella che è proprio la situazione che sta vivendo il Cagliari, il campionato del Cagliari, la Serie A. Cioè, non è un caso, secondo me, che, ripeto, oggi andatevi a guardare le prime pagine del Corriere dello Sport, le parole che ha detto ieri Gattuso in conferenza stampa, nella prima conferenza stampa di questo ritiro della nazionale per i prossimi 2 impegni contro Norvegia e Moldova. Insomma, perché poi spesso, io ripeto, è giusto avere ambizioni, è giusto avere voglia di crescere, lo diciamo prima parlando di Torres, ma vale uguale, il discorso è lo stesso, il medesimo, anche parlando di Cagliari in generale, cioè secondo me serve avere chiaro il contesto in cui si sta operando, e la Serie A questo sta raccontando. Quindi I numeri parlano chiaro, c'è poco da esatto. girarci E poi c'è un intorno. discorso che su questo è centrale, che è quello che dice Nikash, vediamo un po' se riesco a recuperarlo. Senza uno stadio Il discorso proprietario, dello stadio. Beh. Infatti Atalanta allo stadio, l'Udinese allo stadio, la Juventus Non allo c'è stadio. molto da girarci Poi intorno. il Quindi... Bologna non ha lo stadio e ha problematiche per lo stadio, perché lo stadio Ma poi, guarda, dell'Ara è giustamente, bloccato. quante squadre ha la Lombardia in Serie A? Perché Vabbè, è ma lì il lì, motore economico, ragazzi. raga, È lì, c'è è poco da questo il fare. discorso. C'è Appunto. poco da fare. Però quello è il punto Beh, centrale. vi faccio un esempio che non c'è niente col calcio, però io quello che facevo prima, che comunque lavoravi a budget, il budget che veniva richiesto a chi lavorava in Lombardia era decisamente diverso da chi lavorava in Sardegna, nel Lazio, in Puglia, in Sicilia, perché c'è una disparità. Como si trova nella Brianza, che comunque è la parte di territorio più ricca d'Italia, assolutamente. Como, Bergamo, Brescia, tutta quella zona lì ci sono decisamente più soldi, e quindi il Como è stato preso non solo per il discorso squadra Como, ma per un discorso più generale, un investimento generale, e quindi ritorno al discorso che diceva anche Ale, è un modo lo stadio per chiudere degli affari, per raggiungere delle nuove partnership. È un luogo, un tempo si andava a cena, ecco, a Como magari dai, andiamo a vederci il Como, nel frattempo ti faccio vedere un po' di bel calcio e poi stringiamo gli affari. È così, ma è un altro io posso dire che è un altro mondo, perché hanno una mentalità completamente diversa. Cioè, è da dire questo, è da dire. Sì, ma lo dicevamo ieri, chi ha seguito la diretta di ieri di Buongiorno 131, dico, quando ho fatto la battuta a Giuseppe, perché, ripeto, noi siamo, il Circolo dei Sardi è fuori dal centro di Como, mentre lo stadio è proprio sul lago, e quindi ci hanno accompagnato per insomma, un giro di 5-10 minuti più o meno, forse anche un po' meno, metti 5 minuti. Ma tutta la strada, no? Cioè, sembrava veramente Monte Carlo, ma vedevi un benessere, una ricchezza, tutte ville, la più piccola sarà costata, forse 3 milioni di euro, 4 milioni di euro, cioè una roba, proprio lì lo percepisci, ma era la stessa sensazione, se vi ricordate, dell'anno scorso, avevo detto questo fatto, quando sono andato a Bergamo. Era un sabato mattina, quindi abbiamo girato un po' con le casine, abbiamo girato il centro di Bergamo. Cioè, effettivamente vedi il benessere diffuso dalle macchine, dalle famiglie con bambini, perché sembra una stupidaggine, ma anche tu cioè, puoi parametrare il benessere di un posto anche da quante famiglie e quanti bambini ci sono in giro, perché oramai sappiamo bene quanto fare una famiglia sia un investimento economico, soprattutto al di là di quello che è l'educazione sociale e quant'altro. L'altra cosa che mi aveva stupito, i negozi di cose tra virgolette futili, modellismo. Da quant'è che non vedete in giro per un nicchie, negozio che apre un negozio di modellismo? Ok, sì. ma ti faccio questo, poteva essere mille cose, ok?
chiaramente se tu C'è vendi un altro per mercato, Cagliari, c'è un che altro comunque non è una mercato. città povera, intendiamoci, No, no, non è che stiamo però parlando di... però è Però diverso, comunque ti è rendi diverso, conto che è diverso certo. l'ambiente generale, quindi E poi ragazzi, qui questo è un po'... potremmo aprire altre situazioni, ma ok. Non rido per quello che dice Nikash, dice perché facendo la strada per Paul Domus non lo vedi il benessere? È quello, è quello. Sì, Cioè, è purtroppo vero. è così, cioè, poi può piacere o non piacere, io dico sempre, io prima di entrare nel merito, io cerco di descrivere un po' quello che è il contesto. Io parto sempre da quello nelle mie analisi, perché se no poi diventa complesso, secondo me, essere attendibili anche in quello che si dice. Poi si può essere d'accordo o meno. In tanti continuano a lodare la diretta di ieri, non è che abbiamo fatto niente di cose particolari. C'è stata una bella diretta, una bella discussione con Matt Leccelso, Pietro Pani, Giancarlo Di Gennaro, pareri diversi, però sempre con educazione, sempre con rispetto, che è quello che noi stiamo cercando di portare avanti da sempre. Cioè, anzi, viva Dio che ci sono le opinioni diverse. Ieri, secondo me, ci siamo divertiti perché ognuno di noi ha potuto spiegare in maniera abbastanza completa, ecco, quello che poi è in maniera il proprio educata. pensiero. Sì, l'educazione al 100%, perché senza quello... Quindi è la base, è l'ABC, questo. Capito? Quindi. Vabbè, però, allora, facciamo gli ultimi 2-3 minuti, giusto per poi giovedì anche ne di parliamo, più, anche di più. Però è giusto, visto che comunque parliamo di Fanta 131, cambiamo completamente discorso, ok? Sì. Perché è importante, noi abbiamo detto più volte che avevamo dato comunque delle opzioni, in questo caso nello specifico si apriva il mercato a novembre per gli abbonati e diciamo che c'è stata qualche lamentela per il discorso che si davano dei vantaggi a chi si abbonava e chi invece non si abbonava non aveva vantaggi. Partiamo dall'ABC, perché io comunque questo sul fantacalcio lo faccio da tanto, quindi ho un po' di esperienza. Il gioco del fantacalcio non nasce per avere dei privilegi. Tutti partono con lo stesso budget, ok? E costruisci comunque la tua squadra e ci si diverte. Poi è ovvio che nel momento in cui, discorso fatto anche a inizio diretta oggi, 131 comunque vive anche di una situazione dove se l'utente vuole supportare il progetto, ben venga, ci mancherebbe. Non è un obbligo, non è una richiesta. Se volete, vi fa piacere, ben venga. Quindi non c'è stato nessun tipo di obbligo e non c'è stata, anche perché parliamo di la base 0,99. Io non entro nel merito del soldo o meno, però che si venga su 500 squadre, che si venga a mettere in dubbio che chi è abbonato gode di privilegi e allora non c'è più la regolarità, beh, questo mi pare eccessivo, perché comunque sono 5 cambi che non nessun credito in più, e poi comunque è giusto dare a chi ci supporta, dare un minimo di vantaggio, perché non è che se tu fai 5 cambi allora sicuramente vincerai il fantacalcio, non funziona così, proprio per evitare di creare delle discrepanze a livello di budget, quindi dare dei soldi in più agli abbonati che possono spendere, si apre un mercato e in base alle plusvalenze, quindi parliamo di un giocatore che vale 10 e che ora vale 13, tu hai una plusvalenza di 3, quindi da lì ti crei il budget per poter acquistare altri giocatori. È una sorta di trading, ok? Come si giocava ai miei tempi PC Calcio, poi il Football Manager, insomma, c'è sempre stato. Però non andate a vedere qualche situazione non trasparente, perché lo si dice. Io sono entrato in 131 i primi di luglio ed è stato detto da subito questa situazione, ma non vuol dire creare delle discrepanze a livello del gioco, vuol dire giustamente dare dei vantaggi a chi ci supporta. Volete abbonarvi? Bene, c'è questa opzione. Non volete abbonarvi? Bene uguale, venite, giocate, non c'è problema, ma non venite a dire
che no, allora il fantacalcio degli abbonati 131, perché stiamo parlando, fra i numeri parlano chiaro, 500 squadre, abbiamo 30 abbonati. Di cosa stiamo parlando? Dai, su. Fate da bravi. Ci facciamo un mazzo tanto non mi su fate tutto. arrabbiare, non mi fate arrabbiare Luca. Però, no, sul Fanta io cerco di essere sempre positivo, però anche perché lo faccio per il mio canale, ho i miei abbonati, e nel momento in cui qualcuno si è lamentato, si è preso comunque la spiegazione, l'approfondimento che ci sta. Però preferisco, ve lo dico in maniera, che mi scriviate in privato, su Telegram, su Instagram, dovunque volete, e mi chiedete delle cose, piuttosto che dire no, ma 131 fa. No, vi dico di più, è stata una mia idea, quindi mi assumo la responsabilità di questo. Non c'è nessuna dietrologia, è semplicemente dare un vantaggio a chi sostiene il canale, punto. Semplicemente questo, che non vuol dire farli vincere, vuol dire semplicemente aprire un qualcosa. Lo volete fare? Un euro penso che non cambi la vita a nessuno. Lo fate, entrate nel canale Telegram, vi date vantaggi, c'è una bella community che parla sul Cagliari, stiamo creando anche delle community che parlano di altri sport e di altre squadre, ben venga. È fatto tutto per parlare, per divertirsi, per creare una comunità. Non vedete dietrologie, non ce ne sono. Non ce ne sono. Sul fantacalcio poi figurati di cosa stiamo parlando. Dai, su. Chiusa la parentesi. Scusate però. No, era non lo giusto so. farlo. Esatto, Marco, basta abbonarsi e via io un caffè, esatto. Un caffè al mese, esatto. Questo è. Assolutamente. Facciamo vedere le classifiche. Vadi. Non le ho fatte io, quindi metto già le mani avanti. Guarda, le metto qua le mani avanti. Perché c'è la classifica di giornata. Con Spartak Castello a 93 punti, che ha fatto un ottimo punteggio per una giornata dove comunque si è segnato veramente poco. Arcobaleno a 90. Tra l'altro sono anche, tra virgolette, nuove squadre. Quindi questo fa capire come il fantacalcio non è scontato. Vi può andare bene 2 o 3 settimane, ma poi rischiate per un mese di non vedere più niente. Al contrario, iniziate male, poi quel giocatore rende, quindi occhio anche il discorso degli svincoli, e poi improvvisamente recupera. Allora, e quindi puoi dire quello che vuoi, ma io sto guardando la tua l'immagine di te col piume del pavone, quindi hai perso ogni tipo di autorevolezza. Ma non l'ho fatto io, ma non l'ho fatto io. Ringraziamo l'uomo meme per questo regalo, perché questo è un regalo importante, un regalo serio. Io non ci volevo. No, è giusto. Ma no, ma non è vero. Ma poi non è vero, sfattiamo il mito. Non è così. Io so umiltà sempre. Lo sa anche Stefano. Stefano stamattina mi sa che lavora, quindi ma lo scriverà, immagino, poi dopo la replica, lo scriverà sulla Esatto. chat di Telegram. Lo salutiamo. Per rimetterti al tuo posto. Faremo anche la pizzata degli abbonati. Tutto si può fare. Si può fare tutto. Non c'è nessun limite, assolutamente. Creiamo una bella community, che si può creare anche qualcosa di interessante anche dal vivo, attenzione. Quante volte Fra l'ha detto? Certo. È solo la voglia c'è, la volontà c'è, chiaramente ci vogliono anche delle altre situazioni per poter fare determinate situazioni. Quindi ancora di più, supportate il progetto, perché comunque ci si può divertire. Assolutamente, questa è la cosa importante. L'unica cosa che ho imparato, anzi l'unica, la prima cosa che ho imparato è che sicuramente 131 è sul pezzo. Questo è l'unica cosa certa. Quindi da questo poi nasce tutto il resto. Ok? Questo è l'importante. E soprattutto non c'è nessuna dietrologia. Continuo a ribadirlo questo. Assolutamente. Che vada al fantacalcio, che vada al Cagliari, che vada alla Torres, che vada negli altri sport. E riferisco anche a quello che ha detto ovviamente Francesco ieri e anche in parte Roby oggi. Quindi calma, ci divertiamo, ci facciamo compagnia ogni mattina, portiamo degli ospiti, approfondiamo determinati argomenti, che va dal calcio a ogni tipo di sport. Volemo se bene, come si suol dire.
Ok, la gradinata di 131. Grandissimo. Quindi ritornando alla classifica. Sparta Castello 93, Arcobaleno 90, Aura FC 88,5, New Jeff 87,5, Barbusi 87, tutto fantacalcio, uniche unlikely, Aston Birra 84,5, Manchester Tissi e Furlani 83,5. Vedi questi, vabbè, l'ho letto dopo. Questa è la classifica, i top 10 di giornata, mentre la classifica generale, Real Mandiscar continua a essere il primo, 862 punti e mezzo, ha già 9 punti di vantaggio su Ghost Teams, che mi pare che sia per la prima volta nel podio, vado a memoria, con 853,5. Questo è il Donbass 850 al terzo posto, Castello Forever 847, ASD Mulargia Calcio 846,5, 846 per Arcobaleno, Lego Van City e New Team 845, 844,5 per Borussia Dortmund e Burcei Cuglieri FC. Questi primi 10, complimenti ragazzi, perché comunque il primo che sta prendendo un po' di vantaggio. Sono curioso di vedere una cosa, voglio vederla al volo. Voglio vedere la rosa, perché deve avere una rosa molto interessante. Allora, dove? No. Quanto... Secondo me, voglio adesso non lo so, ma secondo me usa molto bene il modificatore e ha un buon portiere. Secondo allora, me. L'ultima giornata. Che non so Perché chi sta facendo la differenza in queste settimane sono i 4 punti, a volte anche di più, qualcuno ha preso anche più punti, giusto? 6 punti anche. Sì. Anche 6 punti, cioè tu immaginati, hai un modificatore da 6 punti più il portiere che para il rigore e ha l'imbattibilità. Cioè sono 10 punti così che tu fai con 4 giocatori, Beh, il portiere se ci Savic, pensi. sì. Certo. Cioè, se ci pensi. Quindi a porta Napoli. Poi vabbè, a Di Marco, Mina, Palestra, Pavlovic, Ramon. Ramon ti è piaciuto? Boh. Come giocatore? Boh. Niente di Sì, che. ma la difesa non mi ha Non ti ha entusiasmato? No. Barbieri 2, è il reparto più Aslava. scarso del Como, secondo me. Vero. Cioè, anche perché gli altri sono molto forti. Nel discorso è che c'è un centrocampo che fa paura, quindi. Vedi, a De Bruyne, che comunque è fortunato, Orsolini, Paz. Quanto sono saliti Orsolini e Paz? Sì. Saliti tantissimo. Torsvet, Zambanghissà, che comunque è un dato 4 gol Zambanghissà, ha gli stessi gol ha gli stessi gol dei capocannonieri attaccanti. Bonazzoli, Sì. Castro e Lautaro. Poi ha Berardi, Esposito, Giovane, Kilixoi, Sule e Thuram. Quindi mancava anche Thuram in questo periodo. È una bella squadra. No, ma una bella difesa, quindi te l'ho detto, ha un portiere che ha portato bonus. Carlo, è una difesa importante. Tra l'altro il nostro abbonato, tra l'altro Carlo. Sì. Quindi potrà fare anche una bella plusvalenza. Sì, ci sta. Io te l'ho già detto cosa voglio fare, quindi se tutto va bene mi sa che faccio quegli scambi là. C'è solo un nome che non so... Diao. No, che non so quando allora? rientra. Ossia? Tra quelli che volevi dare. Chi avevi infortunato in difesa? Che stai prendendo un altro difensore della stessa squadra. Giusto? Non eri tu? Juventus? No, non era tu alla rosa. Devo prendere Palestra. No, non è. Difesa devo prendere Palestra e Lazzari. Non eri tu. Poi Zaccagni. Cambiasso no, non eri tu. Ma lo tengo cambiato. Ma lo tengo però. Qui non avevi tu Bremer? No, mai avuto Bremer. Allora deve essere... Ok, ho confuso. Però perché mi davo... Io vorrei dare via David. Ok. Cancellieri. Sì. De Bruyne. Beh sì, all'istone certo. Obert e Angori. Sì, ok. Per Leao, Diao, Zaccagni, Palestra e Lazzari.
Ah, ok, prendi Zaccagni, quindi ecco perché Cancellieri, via. Il Cancellieri sta rientrando, che vabbè, non so se No, l'hai vista. e poi la cosa buona è che ho 10 Interlazio, l'hai milioni, ho vista? 10 crediti. Sì, ho visto un pezzo. Sì. E il primo minuto li hai visti? No, primi minuti proprio no. Non hai visto dove è nato il gol dell'Inter? No, ho visto solo il gol. La follia di Isaacs, non l'hai vista? Che solo No. Cagliari poteva segnare, solo che Cagliari No. poteva segnare Isaacs. No, non l'ho visto. Ma Sarri l'avrebbe mangiata, l'avrebbe sostituito dopo 2 minuti. Ma infatti quest'anno la Lazio io non li vedo benissimissimo, sinceramente. Ma c'è Maretta, assolutamente, c'è Maretta. Detto che la situazione, cioè, farà un miracolo, perché poi sicuramente farà i soliti miracoli, però... Vabbè. Anche a gennaio, va bene. Comunque giovedì faremo la diretta, sì. Fanta 131, dove andremo ad analizzare per gli abbonati le rose, quindi diamo comunque dei consigli. Per chi non è abbonato e vorrà abbonarsi potrà farlo, ricordiamo qua sotto nel canale YouTube c'è il simbolo del soldo, quindi potete abbonarvi anche con la base 0,99 che vi apre il mercato che è aperto ora per gli abbonati. Abbiamo trovato il modo per comunicare, me li manderanno in privato, quindi ho già visto che ci sono già 2 o 3 squadre che hanno praticamente fatto mercato, poi mi do ancora un paio di giorni per almeno aspettiamo la prima partita delle nazionali. Sì, ragazzi, non facciamola ancora, state calmi, sempre abbiate pazienza, cioè io capisco la furighedda di doverlo fare subito, però purtroppo è una situazione dove ci sono già 1500 infortunati, aspettiamo. Cioè... non dimentichiamo intanto col fatto che lo deve fare Luca, voi non vi preoccupate, tu intanto segnateveli. Tanto non è una cosa che fate voi automaticamente, quindi iniziate a segnarvi la lista, poi aspettate, tanto Luca lo farà tutto insieme. Chiudiamo giovedì, ecco, importante, vero? Bravo che mi ricorda, è volato quello, ok? Giovedì alle 15, giovedì prossimo, ok, giovedì 20, alle ore 15 chiuderanno, ok? Perché comunque sono finite le partite delle nazionali. È un giovedì anche io importante, anche perché farò le mie aste, sarà la settimana di aste, quindi... Giovedì alle 15 in modo che poi ci sarà il tempo per cambiare le squadre, magari qualche errore ci sarà, perché in generale parto sempre dal presupposto che qualche errore ci sarà, quindi ci sarà la possibilità di poter rivedere le cose. Quindi non abbiate fretta, aspettate almeno la prima partita delle nazionali e poi potete fare i cambi. Meglio se aspettate, un consiglio, fatele mercoledì pomeriggio, avete il caffè e vi fate gli svincoli, tranquilli e beati. Incominciate a vedere, ovviamente. Cominciate a studiare un po' quali possono, studiatevi bene il listone, giovedì vedremo, vi darò comunque con tutto Fantacalcio, spoiler. Stiamo facendo un po' tutti i resoconti, quindi andateveli a vedere, top e flop di giornata, delle 11 giornate, ci saranno in base a porta, difesa, centrocampo e attacco, i migliori degli ultimi 5 turni. Insomma, questo è un periodo di recap, quindi veniteci a trovare su tutto Fantacalcio. Venitemi a trovare su tutto Fantacalcio. Il plurale maestatis non esiste. Esatto. Grande Luca, insomma, contento e orgoglioso del Topi Cagliari, bel luogo di discussione. Che ha già Luca che viene mobbizzato, ma non è mobbing adesso, no. Dai. Lo facciamo per ridere, siamo un po' stronzi, questo sì, però ma è amicizia, dai. Era amicizia, dai. Ci sta. Sarà più gratificante sapere Luca elaborerà una mole di lavoro non indifferente. Ma guarda, dopo Coppa Tramazza io non ho più paura di niente. Quello è rimasto negli anni. C'è stata un'altra situazione che non posso raccontare ovviamente in diretta, dove sono impazzito, lì sono impazzito realmente, qui no. Diciamo che quando mi sono reso conto di quello che si doveva fare, ho detto, ok, tranquilli e sereni, vediamo un po', perché non l'avevo mai fatto, quindi ma il problema l'abbiamo detto, non è tanto il discorso della roba nuova, quanto perché quest'anno siamo veramente tantissimi. E di questo siamo contenti. Il fatto che tu sia 28esimo in classifica, che sia 36esimo su 500 e passa squadre, ragazzi, cioè una roba. Io sono più contento quasi di questo risultato del momento
che so, del terzo posto finale dell'anno scorso, cioè, perché comunque eravamo meno della metà, capito? Quindi, vabbè, 1-2 dice che lui è ottimista, grazie, quindi sì. puoi fare... Va bene, va Infatti bene. lui l'ha già mandato, esatto. Ah, vedi, è già fatto. Eh sì, già lui l'ha fatto. già mandato, assolutamente. Va Sappiamo, bene. Tore, che noi Sì. scherziamo, ma figurati. Certo, dai, insomma, ci Sì, sì, mancherebbe sono altro. vaccinato per bene, assolutamente. Ci vuole Non c'è scontare. problema. Va Bene. bene, ragazzi, oggi... Allora, il Oggi problema abbiamo sai detto, qual è? vabbè, il È che martedì- quando noi non abbiamo ospiti, Esatto, incomincio a quando non parlare abbiamo come ospiti, se... le cose durano sempre, cioè senza limiti, perché almeno l'ospite sai che hai quei Esatto, a quel 20-25 tempo, minuti a certo. disposizione e sei mentalmente più tranquillo. Quando non abbiamo ospiti, cioè che poi non è che oggi non avessimo ospiti, perché gli ospiti volendo ce li avevamo pure, però No, si era chiaramente deciso oggi in di questo fare un momento approfondimento senza... serviva esatto, dover tra di parlare noi. di Torres e parlare di Certo. Fanta 131, poi anche Esatto. con Diablo E poi anche- la esatto. chiacchierata è andata a lunga, Ma era nel normale, senso- certo, assolutamente, certo. ci mancherebbe. È E poi sempre- soprattutto dopo il post Cagliari Social Arena di ieri. Esatto. Va bene, ragazzi, bene. ci vediamo domani. Chi Ci c'è vediamo domani? ore... Domani c'è un ex calciatore, ok, e Esatto. l'altro? L'altro... Non te lo ricordi? No, perché se non mi ricordo vuol dire che... Aspetta. Sì, vedi perché non me lo ricordo. Perché? È perché pallavolo. Ah, è vero. Ok. Domani è puntata a toga, quindi non che quella di oggi non lo fosse, però domani è una puntata a toga. Me lo auguro, non ho capito. Esatto. Va bene. Ragazzi, ci vediamo a domani. tutti. Ci vediamo domani. Buona giornata. Ricordatevi, Insomma, stasera di pomeriggio ci sarà la nuova diretta sulla Torres, ovviamente post conferenza di Alfonso non Greco. c'è l'orario? Non sa ancora. Nei social, controllate nei social. Vediamo. Allora, noi cercheremo, non lo voglio promettere, cercheremo però di dare la conferenza in diretta a video, se riusciamo. Non ve lo prometto, quindi non... È 15:30 la conferenza? 15. Alle 15, ok. Alle 15. Ok. Non ve lo prometto con certezza, però ci proviamo. Va bene? Perfetto. E niente. Quindi, Ci vediamo stasera. Seguite i social come al solito per capire orari e quant'altro. Ok? ok, va bene. Ciao, Grazie ragazzi. a tutti, ragazzi. Andiamo di A sigla. dopo. Buona giornata. Sigla. Ciao. La sveglia suona, la redazione in pista, Sardegna in diretta, c'è voglia di notizia, storie di sport, un'isola in piena, storie di vita, a voce alta, alza il volume, fatti sentire, buongiorno 131, la diretta, l'esclusiva, tutto in uno, ospiti speciali, non manca nessuno, buongiorno 131. Storie di sport, storie da raccontare, tra il campo e il mare c'è tanto da dire, alza il volume, fatti sentire, buongiorno 131, la diretta, l'esclusiva, tutto in uno, ospiti speciali, non manca nessuno, buongiorno 131. Alza il volume, fatti sentire la Sardegna voce, è pronta a stupire, un ritmo che batte, che non vuol finire. Buongiorno 131, la diretta, l'esclusiva, tutto in uno, ospiti speciali, non manca nessuno, buongiorno 131.
Anche tu fai parte di un team sportivo e hai bisogno di un nuovo kit? Crea ora la tua identità insieme a Dinicri Sportswear. Avrai subito un 50% di sconto e il riassortimento a prezzo bloccato. Oltre 300 sono le società che si sono già affidate a noi. E tu cosa aspetti? Contattaci subito al 379 244 8537 o entra su dinicri.com.